Buongiorno a tutti, benvenuti alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari. Io sono Roberta Sonedda e sono una degli storici dell'arte dei musei civici. Oggi all'interno della rubrica Tu per tu con l'opera vogliamo presentarvi un'opera dell'artista Filippo Figari, Donna di Azzara del 1935. Figari, insieme a Giuseppe Biasi e Francesco Ciusa, è uno dei più grandi esponenti dell'arte sarda del Novecento. Si occupò prevalentemente di opere di grande formato. Abbiamo un esempio della sua arte negli affreschi che decorano la sala dei matrimoni del Palazzo Civico di Cagliari, oppure quelli della volta della cattedrale dello stesso capoluogo, ma egli si dedicò anche a dipinti e ritratti di formati minori, come questo dipinto Donna di Azzara del 35. Egli qui ritrae una giovane donna con il costume tipico di quel paese e riesce, attraverso un nuovo modo di rappresentare la figura, a rinverdire con un linguaggio moderno quelle che sono le tradizioni popolari. La donna è infatti rappresentata con un contorno molto netto, a cui fa da pandan invece un tripudio di colori nella veste e nell'abito, tripudio di colori che rimanda ad un mondo fantastico. La figura emerge da uno sfondo neutro, in modo tale che può essere lei la protagonista ed è consentito fare un'introspezione psicologica attraverso il suo sguardo così profondo a colui che guarda attraverso l'opera, ma richiama anche un ambito prettamente classicista dato da questa impostazione della figura leggermente di scorcio.